Eccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Stiamo affrontando il tema del nuovo ospedale di Padova, del nuovo futuro doppio polo ospedaliero di Padova. La nuova struttura di Padova Est e quella attuale di Via Giustiniani che verrà riqualificata. Concentrandoci su Padova Est, Sindaco, c'è tutto un ragionamento da fare sulla viabilità, perché stiamo parlando di una zona della città che da qui ai prossimi anni, anche ma non solo per l'arrivo del nuovo ospedale, cambierà radicalmente e ci vorrà una viabilità pronta, adeguata a sostenere nuovi flussi di traffico. Abbiamo fatto questo ragionamento nel servizio che adesso le propongo e poi ne discutiamo insieme. Vediamo. Un nuovo ospedale raggiungibile in qualunque maniera e con qualunque mezzo. Basta vedere la mappa disegnata dall'azienda ospedaliera di Padova per rendersi conto di come il futuro nuovo polo della salute di Padova Est sarà un centro sanitario come la città non l'ha mai avuto, servito, comodo e studiato. Basterebbe dire che si troverà fuori dal centro storico per capire quanto la viabilità cambierà. Niente più rotonde e code infinite nelle strade adiacenti, niente più incolonnamenti causati dal semplice fatto che l'attuale policlinico universitario si trova in una zona che, col passare dei decenni, non si è rivelata pronta per ospitarne e assorbirne tutta la logistica. Quello nuovo, quello che nelle intenzioni della Regione nel 2031 sorgerà a Padova Est, avrà una pluralità di possibilità di accesso davvero notevole. Ci saranno le piste ciclabili, ci sarà un parcheggio multipiano adeguato, soprattutto ci sarà il tram. La linea SIR 2, la Rubano-Vigonza, che dovrà essere pronta e inaugurata entro il 2026, arriverà proprio all'interno del nuovo polo sanitario di San Lazzaro, permettendo a pazienti, parenti dei ricoverati e personale ospedaliero di raggiungere comodamente la zona senza auto e senza autobus. Una rivoluzione in termini di viabilità per gli ospedali padovani. Ma sarà raggiungibile anche in treno perché RFI ha immaginato una nuova stazione ferroviaria che si chiamerà Padova San Lazzaro, che sorgerà proprio alle spalle del futuro complesso, visto che i binari sono proprio lì, a pochi passi. Una stazione comodissima per chi arriverà in ospedale da fuori città, comprese le centinaia di lavoratori, studenti e ricercatori che magari studiano e lavorano pur non vivendo in città. Ci si arriverà ovviamente anche in auto attraverso le strade che già servono l'area, da via San Marco all'Arco di Giano, costruito proprio in funzione di quello che sarebbe stato il nuovo ospedale e ormai quasi completato. Ci si arriverà quindi anche dalla tangenziale, quindi dalla nuova statale del Santo. Da qui al 2031 ci sarebbero tempi adeguati per studiarne un raddoppio ed eliminare così uno dei grandi problemi irrisolti della viabilità padovana. Personalmente però nutriamo qualche dubbio che questa battaglia, che nei suoi notiziari TV7 porta avanti da anni, arriverà ad un punto di svolta. Ma sperare non costa nulla e chissà che la politica, dopo essersi finalmente messa d'accordo sul nuovo ospedale dopo 3 decenni di chiacchiere, non trovi una soluzione anche per la viabilità tra Padova e Castelfranco. Riflettevamo, Sindaco, su quanto un ospedale cambi radicalmente la città da diversi punti di vista, cioè quanto sia necessario a tutti i livelli intervenire. Solo l'idea di una nuova stazione ferroviaria, il tram con una deviazione che passa giusto per l'ospedale, insomma stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione per la città. Sicuramente. Il tram già in sé stesso porta una rivoluzione. Il tram porterà, quando sono completate tutte le 3 linee, le attuali e le altre 2, qualcosa come 20 milioni di persone che possono spostarsi a Padova dove e quando vogliono. Le differenze del tram sono 2. Uno, scende in strada, aspetta 2-3 minuti e arriva il tram. Per cui non deve guardare, arriva tra 20 minuti, perché prende e va dove vuole, ovviamente nel limite del tracciato che viene fatto. E questa è la grande novità. Primo, mantiene i tempi, perché il succorsia, 75% del succorsia è riservata, caldo e freddo è climatizzato in maniera totale. Le vecchie carrozze sarà fatto il redamping, per cui sarà aggiornate sia tutti gli aspetti con il nuovo che è avanzato sotto l'aspetto tecnico, e avere le linee di tram, che una passa di fronte a Giustiniani, per cui l'attuale, per cui passa proprio di fronte, e l'altra in cui abbiamo fatto un baffo, tecnicamente, che entra in ospedale. Vuol dire che cambierà la soluzione. Quando uno deve trovare un amico, adesso è un inferno, devo dire, un inferno. Noi abbiamo la fortuna di avere medici bravi, settore ospedaliero bravo,
sotto l'aspetto parcheggio, sotto l'aspetto Problemi che però, Sindaco, rimarranno nel vecchio polo di via Giustiniani, che certo sarà ridotto, ci saranno meno persone che affluiranno, però i problemi rimarranno un po'. No, rimangono perché abbiamo fatto anche lì dei silos per parcheggi e passare il tram. Il monoblocco attuale è una grossa struttura che non è, sì, sta messa a norma per carità, ma mettere a norma in maniera perfetta è quasi impossibile, perché sarà demolito, ma sarà demolito tutto sopra il muro, neurologia, il monoblocco. Resterà mamma, bambino, pediatria, pronto soccorso, di medico policlinico. Ovviamente, e il discorso del cardiologico sotto Gallucci. Tutto il resto sarà un prato, un bosco, verrà fuori bellissimo, sarà un bosco con all'interno 900 posti ospedalieri. Ha paura che si congestioni Padova Est successivamente però? Padova Est è delicata perché adesso tutti quanti vanno a fare investimenti, perché è una nuova era in cui sicuramente attirerà sotto tanti aspetti l'ospedale, un nuovo ospedale, tutti i servizi correlati, per cui qualche clinica, qualcuno sarà, per cui già solo l'area San Lazzaro sono costruiti, già autorizzati a tempo, 2 torri per quanto riguarda sia uffici che residenziali, e so che stanno più o meno già vendendo tutto quanto, per cui sarà sicuramente un'area importante. È importante anche in questo senso l'Arco di Giano, perché se per caso non riusciamo a fare l'Arco di Giano, che con mezzi finanziari del comune è un ponte da 1,7 km, che passa dietro, non vuol dire che non funzionerà la viabilità. È un sogno pensare all'Arco di Giano pronto per quando sarà pronto l'ospedale? Deve, non è un sogno, se no nasce un pasticcio sull'aspetto viabilità, deve essere pronto. Però al momento di concreto c'è poco. Al momento di concreto, il Presidente del Governo aveva fatto una promessa, l'attuale devo dire che sia il Presidente Zaia che il Vicepresidente De Berti stanno aiutandoci in maniera importante col Governo, ne hanno parlato con Salvini, con il Ministro, ma dopo il contatto che venga fatto diventa un problema, insomma, per cui costa 45 milioni un ponte di genere, per cui non usciamo certamente con risorse, anzi se penso alle risorse che abbiamo in questi anni non lo faremo mai. Sono convinto che non funziona l'ospedale, non funziona il tram, non funziona niente, per cui è vitale e sono convinto che sarà fatto. Come sono convinto che sarà fatto, e a gennaio sarà presentato il rendering della nuova stazione e l'alta velocità, anche quello 6, 7, 8 anni, ma anche perché Vicenza deve superare dei problemi interni logici notevoli, da noi più o meno crea pochi problemi perché si passa in zone non fortemente abitate, da loro passa dove sono abitazioni, per cui è un po' un problema. Sì, abbiamo fatto anche un ampio reportage nelle scorse settimane andando a mostrare fisicamente a Vicenza dove passerà, ci saranno dei condomini, delle palazzine che verranno abbattute, diverse famiglie saranno espropriate, però appunto sono operazioni preliminari che porteranno poi al passaggio dell'alta velocità a Vicenza e l'arrivo a Padova. Perché l'alta velocità non vuol dire solo risparmiare un quarto d'ora. Vuol dire per andare a Milano piuttosto che a Roma. L'alta velocità ha un altro significato, vuol dire permettere che i regionali siano molto più frequenti, per cui ha una doppia valenza, ma è impossibile non avere. Oggi non c'è l'alta velocità, c'è solo il pezzettino Padova-Venezia, ma è impossibile. E cambierà il mondo. Come cambierà la stazione? Sarà una cosa diversa, completamente sarà verso la Cella, perché l'alta velocità arriverà binario 8 e binario 9, vuol dire verso la Cella, finalmente sarà la congiunzione proprio della Cella con Padova, e questo era uno degli obiettivi che avevamo, e questo sarà risolto, non domani, per non fare promesse, c'è un po' di tempo, ma la stazione deve essere fatta prima dell'alta velocità, se no l'alta velocità non arriva, per cui mi aspetto della stazione. Ho già visto render, ho già visto i progetti, se qualche cosa da modificare, penso che a gennaio sarà anche pubblica, in modo tale che tutti abbiano la possibilità di dire la loro e di vederla. Per quanto riguarda la nuova struttura di Padova Est, invece, Sindaco, i tempi cosa ci dicono? 7, 8, 9 anni? 7 anni, completato tutto, vuol dire completare questo e finito anche Padova. È finanziata, se non ha paura lei di slittamenti? Perché lei ha imparato in questo periodo che con la burocrazia bisogna sempre stare attenti, i rischi sono sempre dietro l'angolo. Apro e chiudo una parentesi al volo. La curva dello stadio ci ha insegnato che può succedere qualsiasi cosa. Le chiedo, ha paura di slittamenti o addirittura ha paura che succeda qualcosa di talmente grande che poi
lasci l'ospedale incompiuto? No, questo non ci penso, assolutamente. Può essere il solito ricorso, problema tecnico, però insomma, mi auguro, io a 7 anni ci credo, ma è vero, ci credevo anche nella curva, meno tempo, purtroppo sarà pronta se tutto va bene a settembre del prossimo campionato, però è difficile, è complicato, basta un errore, interviene giustamente in magistratura e bisogna ricominciare da capo, è come il gioco all'oca, sì, ricominciare da capo, avrai progetto, bando, concorso, gara e chi vince, quello che perde può fare ricorso. Adesso è stato alleggerito questo problema con il nuovo codice dei appalti, però è sempre complicato ed è giusto che sia anche controllabile. Infatti ogni grande opera che facciamo noi mandiamo tutto alla prefettura per il controllo, perché bisogna essere trasparenti con i soldi pubblici, totalmente trasparenti. E di questo io sono tranquillo sia per i funzionari nostri. Ripeto, con la curva non è stato fatto un errore tecnico, non è stato fatto un errore in termini soldi, certo, cose del genere, se vuoi essere chiarissimo, però, perché veramente i tecnici non meritano questa soluzione. Un errore tecnico si paga, giustamente ti fermano e devi fare delle cose che non hai fatto prima. Quanto un ospedale come questo riesce a aumentare anche l'attrattività di Padova come città, non solo della sanità padovana, ma di Padova come città? Padova trae sotto l'aspetto sanitario moltissimo, già adesso sono persone che vengono da tutta Italia, specialmente allo IOV. L'IOV è una stella che abbiamo, è una cosa incredibile sotto tutti gli aspetti, che va potenziata ulteriormente, sono miracoli, parlo anche in termini familiari, di amici, conoscenti, è una grande struttura che siamo fortunati e onorati di avere a Padova, perché è diretta in maniera eccezionale e sono tutte persone, una gentilezza, perché pensate, quando uno va allo IOV deve comprare una serie e che i problemi seri vanno risolti e sono bravi a risolvere, perché studiano, hanno capacità di relazione, capacità, conoscenze, per cui purtroppo dico, vengono da tutta Italia, purtroppo nel senso non che vengono, purtroppo perché vuol dire che sono tanti. E il nuovo ospedale, oltre allo IOV, che sarà probabilmente anche quello potenziato, sarà una grande risorsa. E attrarrà moltissimo. Ultimo, ma non perché meno importante, ricordiamo anche che a Padova sorgerà il nuovo hospice pediatrico. Padova ne ha già uno, si tratta anche qui di una struttura importante per alleviare quanto possibile le sofferenze di bimbi e ragazzi affetti da patologie veramente gravissime, inguaribili e quindi che necessitano di avere assistenza particolare. Padova ne ha già uno, è stata anche qui tra i capofila nel nostro paese, però è necessario aggiornare la struttura. Hanno già quasi il finanziamento, non dico completo, ma abbastanza 80%, se non sbaglio, l'azienda ospedaliera ha dato un immobile, via Brongagni, per cui vicino, deve essere ristrutturato, hanno già il parere della sovrintendenza, hanno già l'80% di finanziamento, stanno dando a casa ai finanziatori perché ovviamente l'aspetto pubblico socio-economico è un po' ha qualche problemino, diciamo, per cui stanno facendo Stefano Bellone, l'ex rettore, non so, l'ex rettore, stanno dando il massimo per trovare soluzioni per raccogliere soldi e devo dire che sono bravissimi perché l'ospedale pediatrico fa un lavoro che è incredibile, cioè bambini che non hanno una possibilità, quasi nessuno, di sopravvivere, fanno delle terapie incredibili. Allora chiudiamo qui questa lunga, ampia parentesi dedicata alla sanità. Sindaco, ovviamente torneremo a parlare di nuovo ospedale in futuro, insomma sicuramente in questi nostri spazi, ma anche nel telegiornale, perché stiamo parlando veramente di un'opera importante per il futuro della città. Noi adesso ci prendiamo un'altra brevissima pausa, torniamo tra poco con la terza e ultima parte del Sindaco risponde. Rimanete con noi.